Non hanno diritto all'indennizzo di 80.000 euro dallo Stato i familiari di Jennifer Zacconi, la 22enne uccisa dall'amante al 9° mese di gravidanza, così i giudici in Cassazione. 4 regioni del nord, tra cui Veneto e Friuli Venezia Giulia, chiedono al Ministero della Sanità l'isolamento per i bambini che frequentano le scuole di rientro dalla Cina. Solo sabato scorso era stato annunciato il via libera. Rientrata in Italia assieme ad una cinquantina di connazionali la 24enne veneziana che frequenta un master all'Università di Wuhan. Per tutti ci saranno 2 settimane di isolamento. Bomba Day tra Marghera, Mestre e Venezia. Le operazioni di neutralizzazione di una bomba della Seconda Guerra Mondiale hanno paralizzato la città. Il racconto degli artificieri del genio che hanno affrontato il colosso di Tritolo sganciato da un aereo americano a Porto Marghera nel 1944. Potrebbero essercene ancora altre. I 5 Stelle chiedono all'amministrazione comunale risposte sullo stato dei lavori della scuola Santa Teresa, danneggiata dalla Qualta di novembre ed ancora chiusa. Ancora allarme smog e limitazioni del traffico nel veneziano, scatta l'allerta rossa a Milano, rimane invece lo stato arancione a Venezia e San Donato. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Nessun risarcimento per i familiari di Jennifer Zacconi, la 22enne di Olmo di Martellago, massacrata di botte, poi sepolta viva, era incinta al 9° mese di gravidanza. Così hanno deciso i giudici. Sentiamo. I familiari di Jennifer Zacconi non hanno diritto all'indennizzo di 80.000 euro. Dopo che la figlia 22enne è stata uccisa dall'amante Lucio Niero, sepolta viva in una buca al 9° mese di gravidanza, l'ennesima beffa per il papà, la mamma Anna Maria Giannone e il nonno Giuseppe Giannone. È una decisione incomprensibile, nel senso che la direttiva 80/2004 prevede che vengano indennizzati i cittadini europei in Italia dallo Stato allorquando il reo non paga, non ha soldi, non viene scoperto e quindi non è possibile escludere i cittadini italiani dall'indennizzo, perché sarebbe discriminatorio anche da un punto di vista costituzionale discriminare ovviamente i cittadini italiani dai cittadini europei. Era l'aprile del 2006 quando Jennifer di Olmo di Martellago fu uccisa al termine di un violento litigio con Niero nel piazzale di un distributore a Martellago, in cui lei fu picchiata e poi gettata nella buca. Qui si tratta di un caso molto grave perché ricordo che per la cronaca si trattava di una ragazzina molto giovane che ovviamente la piccola Jennifer che aveva una bimba di circa 9 mesi che poi alla fine sono state entrambe sepolte vive. L'assassino, sposato e padre di 2 figli, fu condannato a 30 anni di reclusione e una provvisionale di 80.000 euro in favore della madre di Jennifer e 85.000 ad altri suoi congiunti. Anche dall'ammissione di Niero al gratuito patrocinio era però emersa la sua impossibilità di liquidare la somma. Da qui la richiesta dei familiari di condannare la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Giustizia per la mancata attuazione della direttiva europea 80. Ma per i giudici la mamma e il nonno non ne hanno diritto. Sostanzialmente fa commistione tra il risarcimento e le sue regole e l'indennizzo. Qui si tratta di un indennizzo, cioè lo Stato deve indennizzare le vittime secondo una direttiva 80 del 2004. Quindi sostanzialmente c'è una commistione di giurisprudenza che non è comprensibile. Io sto parlando con i familiari per farli decidere il mio consiglio è di presentare ricorso in Cassazione a Strasburgo e eventualmente segnalare la situazione al Consiglio d'Europa perché venga riferito pure alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, dove c'è una violazione dell'Italia per violazione della direttiva 80. Coronavirus. Il governatore Zaia, accanto ai colleghi di Lombardia, Trentino e Friuli, ha scritto una lettera al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. Non vogliamo ghettizzare nessuno, questione di igiene pubblica, dice il governatore. Sentiamo. Chiediamo al Ministro di valutare l'opportunità di adottare delle misure particolari in questi casi. Sono pochi casi,
però ci vengono segnalati senza alcuna volontà di ghettizzazione. Motiva così il governatore Zaia il cambio di rotta della regione sul rientro a scuola dei bambini provenienti dalla Cina. Solo sabato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Balbi, era stato ribadito come non ci fosse la necessità di alcuna quarantena, anticipando nei fatti una circolare ministeriale. Oggi, a 48 ore, visti anche i crescenti timori di genitori e insegnanti, si chiede al governo maggiore cautela. Zaia di fatto, accanto ai colleghi di Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in una missiva comune chiede un periodo di isolamento per i bambini che pure senza sintomi si trovano a rientrare nelle scuole regionali dopo un periodo in Cina. Casi non isolati, visto che il 25 gennaio scorso si è festeggiato il Capodanno cinese e diverse famiglie stanno rientrando dall'immenso paese asiatico. Io so che c'è una città che ha diffuso l'infezione, che è Wuhan, che ormai è diventata famosissima. Dicono che ha una popolazione di almeno 15 milioni di abitanti che è in totale quarantena, cioè non si esce dalla città. I cittadini che arrivano da lì in Italia comunque vengono subito messi in osservazione, e questo è il dato di fatto, non c'è la volontà assolutamente di esagerare, però è pur vero che se non succede nulla, vabbè, siamo quelli che inutilmente hanno posto il problema. Se succede qualcosa, qualcuno almeno non potrà dire che non ci siamo preoccupati. Che la questione sia delicata lo ammette lo stesso Zaia, che tenta di spegnere sul nascere eventuali polemiche. E nessuna volontà di ghettizzare, ci mancherebbe. Peraltro voglio anche ricordare che questa regola vale anche per l'eventuale italiano che è stato in Cina, magari a Wuhan, rientra e magari deve rientrare in aula alle elementari piuttosto che alle medie, e anche per lui varrebbe la stessa regola. Non è una questione di pelle, di colore della pelle o di provenienza o di quant'altro, è un fatto di igiene. Bufera politica su questa richiesta delle regioni del nord. Non sono mancate quindi le polemiche, tra le prime quella del deputato di Italia Viva Marco Di Maio, che su Facebook ha scritto: trovo ripugnante che si facciano speculazioni politiche sfruttando le legittime preoccupazioni delle persone. Chi ha ruoli istituzionali dovrebbe contribuire più di tutti gli altri ad abbassare il livello d'allarme e non ad alzarlo fino a questi livelli di discriminazione. Il segretario del PD Zingaretti scrive invece: in questi casi bisogna sentire ed affidarsi alla scienza, e la scienza ha dato delle indicazioni al governo, che ha preso una posizione ancora più radicale, ha sospeso i voli dalla Cina all'Italia e quindi non so come i bambini possano arrivare, conclude Zingaretti. E tra gli italiani che sono rientrati oggi dopo essere rimasti bloccati a Wuhan, la città appunto dove è scoppiata l'epidemia di coronavirus, c'è anche l'unica veneta, una studentessa 24enne veneziana. So soltanto che sta bene, che stanno facendo le analisi, ma non l'ho ancora sentita. In poche parole al telefono, l'apprensione di Mauro Vidali, papà di Petra, la 24enne studentessa veneziana che frequenta un master in commercio internazionale alla Hwasong University di Wuhan, la città epicentro dell'epidemia di coronavirus. Petra è sbarcata all'aeroporto militare di Pratica di Mare in arrivo dalla Cina assieme ad altri 55 italiani. Mi interessa solo di Petra adesso, non di parlare con i media, ha detto il padre all'ANSA. La figlia aveva già spiegato di aver accettato di rientrare in patria solo per tranquillizzare la famiglia, giudicando eccessivo il panico creato attorno al coronavirus. Dopo gli accertamenti sanitari, se non ci saranno problemi, i 56 italiani verranno trasferiti a Cecchignola per 14 giorni di isolamento. Qualora dovessero manifestarsi i sintomi della malattia, scatteranno i protocolli sanitari previsti per il coronavirus e il paziente verrà trasferito all'ospedale Spallanzani. Nel frattempo è motivo di grande orgoglio nazionale il successo dell'equipe di ricerca proprio dello Spallanzani di Roma, dove tra i primi al mondo un team di ricercatrici ha isolato il coronavirus che ha fatto dichiarare lo stato di emergenza. Esprimiamo una grande soddisfazione. Abbiamo detto sin dall'inizio che il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori del mondo, dobbiamo difenderlo con tutte le energie che abbiamo. Siamo qui per dire grazie ai nostri medici, ai nostri infermieri, ai nostri professionisti, a tutti coloro che ogni giorno lavorano per reggere il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Oggi da qui arriva una notizia importante, è un punto di partenza, ma gli scienziati, i biologi dello Spallanzani sono riusciti a isolare il coronavirus. Siamo tra i primi del mondo, chiaramente mettiamo questa nostra scoperta, questa nostra conoscenza a disposizione di tutta la comunità scientifica del mondo che in queste ore è al lavoro, e però questo testimonia sicuramente la qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Le autorità sanitarie rassicurano i cittadini ed invitano a non creare allarmismi anche in vista del picco dell'influenza stagionale che in Veneto sta arrivando proprio in questi giorni.
Nel frattempo, tra le azioni sulle quali sta lavorando il Ministero della Salute, la cui task force per l'emergenza coronavirus si è riunita anche questa mattina, è previsto il rafforzamento degli organici del personale medico nei porti e negli aeroporti italiani e sono allo studio misure finalizzate al controllo anche sui voli di transito indiretti dalla Cina. È stata una domenica surreale quella vissuta tra Marghera, Mestre e Venezia. Le operazioni di neutralizzazione di una bomba d'aereo sganciata su Porto Marghera durante la Seconda Guerra Mondiale hanno paralizzato la città. 4, 3, 2, 1, brillamento! Quasi un piccolo terremoto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con una magnitudo di 1,5 ed epicentro al largo di Venezia. Sono le 15:37 e la lunga marcia della bomba di 230 kg della Seconda Guerra Mondiale ritrovata in via Ferraris a Porto Marghera si conclude a circa 8 metri di profondità nel mare Adriatico. L'esplosione delle cariche radiocomandate a 1 chilometro di distanza con cui era stata imbragata la bomba arriva al termine di una giornata lunghissima. 10 ore di operazioni iniziate alle 6 di mattina con più di 400 uomini in campo, tra polizia locale e di Stato, carabinieri, esercito, volontari della protezione civile e della Croce Rossa. E soprattutto circa 3.500 sfollati da una zona rossa con un raggio di poco meno di 2 chilometri dalla bomba che ha desertificato parte di Mestre e Marghera, svuotando case, aziende e alberghi. Al Palasport Taliercio, però, punto di raccolta per gli sfollati, si sono presentati in poco più di una cinquantina. Le 2000 brioche sono state quindi regalate alla mensa dei poveri di Caletizia. Alle 9:30 gli artificieri del genio hanno rimosso le 2 spolette che avrebbero dovuto azionare la bomba. Alle 11:15 la palla è passata alla Marina Militare. La bomba è stata sollevata da una gru e caricata su un'imbarcazione rimorchiata da un gommone lungo il canale dei Petroli, attraverso la bocca di porto di Malamocco, fino all'area Rada, dove è avvenuto il brillamento alle 15:37. Da diverse ore, intanto, la prefettura aveva dato il via libera alla rimozione dei blocchi stradali. Poco dopo mezzogiorno, la situazione tra Mestre, Marghera e Venezia tornava lentamente a normalizzarsi. Dunque le operazioni di disinnesco della bomba sono andate come previsto, operazioni delicatissime che hanno impegnato gli artificieri dell'esercito. Sono tra quelli che arrivano quando vanno via tutti. A Porto Marghera, tra blocchi stradali, evacuazioni di migliaia di persone, treni bloccati, chiuso persino il terzo aeroporto italiano, è toccato agli uomini dell'8° Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago affrontare quel colosso di Tritolo sganciato da un aereo americano nel 1944. Il rischio è certo, ma calcolato, ovvero il rischio per l'operatore è quando va giù in buca ad applicare sulle spolette, che sono gli organi sensibili, la punta e la coda della bomba hanno questi organi sensibili. Il rischio per l'operatore è che quando uno va a mettere le chiavi, queste chiavi qui, praticamente è sullo spot, sulla bomba. La scoperta di questa bomba non deve stupire. A 75 anni di distanza dalla Seconda Guerra Mondiale, il ritrovamento di bombe inesplose in Italia continua al ritmo di centinaia all'anno e Marghera era un obiettivo sensibile nei raid degli alleati. Abbiamo provveduto ad effettuare il despolettamento, quindi la rimozione dei 2 ordigni più importanti e più pericolosi e abbiamo provveduto a completare la movimentazione della carica principale. Adesso la carica verrà passata in consegna ai colleghi della Marina Militare e trasportata a largo per la distruzione in alto mare. Distruzione che è avvenuta diverse ore dopo, quando la bomba è stata fatta brillare al largo del Lido, a 8 metri di profondità. È andato tutto secondo i piani, le spolette le abbiamo rimosse senza nessuna difficoltà, abbiamo creato solo ed esclusivamente una bolla di sicurezza e missione compiuta. Ancora cronaca, i carabinieri hanno arrestato nella serata di ieri un 35enne già noto alle forze dell'ordine sorpreso a spacciare al parco albanese di Mestre. 35enne senza fissa dimora, già arrestato dai carabinieri di Spinea per spaccio, è tornato in manette dopo essere stato sorpreso nella medesima attività, questa volta al parco albanese dai carabinieri di Mestre. Lui, originario del Ghana, alla vista dell'auto delle forze dell'ordine ha velocemente cambiato strada, gettando a terra un involucro ed una banconota, dirigendosi velocemente in quella che dava tutta l'impressione di essere una fuga verso i meandri del parco.
Recuperata la banconota da 10 euro e l'involucro che conteneva marijuana, i carabinieri hanno fermato il fuggitivo. Nel suo zainetto c'era quasi un etto di marijuana già suddivisa in dosi e poco meno di 300 euro in contanti. Arrestato in flagranza di reato e sospettato di essere il fulcro di una piccola rete di spaccio con base in Parco Albanese. I 5 Stelle, torniamo ora a Venezia Centro Storico, chiedono all'amministrazione comunale risposte sullo stato dei lavori della scuola Santa Teresa, danneggiata dall'acqua alta eccezionale dello scorso novembre. Il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale pone l'attenzione sullo stato della scuola dell'infanzia Santa Teresa a Santa Marta, danneggiata dall'acqua eccezionale del 12 novembre scorso. Dopo l'acqua alta i genitori sono stati invitati a spostarsi, i bambini sono stati spostati prima a Saccafisola alla scuola 25 aprile e poi ora alla Diego Valeri. La consigliera pentastellata chiede chiarimenti sull'andamento dei lavori all'interno dell'edificio veneziano, ma soprattutto sulle tempistiche. A 3 mesi di distanza il problema non è ancora risolto. Gli uffici ci dicono che l'acqua alta ha creato dei problemi di staticità, ma che la scuola di problemi ne aveva già prima, e con particolare riferimento al tetto, dove infiltrava acqua già da anni e dove le teste delle travi erano addirittura marcite. Quindi gli uffici dicono che c'è bisogno di fare dei lavori, insomma, che hanno approfittato per fare dei lavori più cospicui, ma non abbiamo ancora contezza dei tempi. Immaginiamo che per settembre sia impossibile che la scuola riapra, mentre ai genitori, insomma, era stato detto che avrebbe riaperto. I dubbi e le preoccupazioni dei genitori sono molti. Ci chiediamo se questi lavori saranno ingenti, strutturali, perché pare che ci siano dei problemi di staticità. La scuola sarà pronta per non il prossimo settembre ma quello successivo? E se sì, non rischiamo che la questione vada nel dimenticatoio e che l'edificio dopo non sia più destinato ai servizi educativi? Questo è il quesito che ci poniamo e questo è il motivo per il quale stiamo tenendo sotto stretta attenzione tutta la faccenda. Ed ora la nostra rubrica, lo dico ad Antenna, ci porta a Mestre con la denuncia di un residente sulla pericolosità della curva di via Palazzo. È un mezzo pesante transitando da Viale Garibaldi e facendo la curva praticamente è salito sopra il marciapiede e ha divelto appunto questi 2 paracarri. È successo quello che più volte molti residenti hanno segnalato. Nella curva di via Palazzo a Mestre, a 2 passi dal municipio. E noi abbiamo denunciato più di una volta che 9 pedoni su 10 non attraversano sulle strisce pedonali, ma bensì in diagonale da via Palazzo attraversano dritti per di qua, perché qui c'è appunto il marciapiede. Un giorno o l'altro succederà il fattaccio. La preoccupazione maggiore è che proprio su quella curva possa essere investito un pedone. Avevo consigliato all'amministrazione, che è sempre attenta appunto alla voce dei cittadini, che mettessero una chiusura in maniera di convogliare tutti quanti i pedoni sulle strisce pedonali, che è più sicuro e perlomeno sia più visuale, perché attraversando in curva anche lo stesso automobilista non ha una visibilità chiara di chi attraversa, e soprattutto di sera, che non è proprio il massimo dell'illuminazione, può capitare il fattaccio. Il messaggio però va anche ai pedoni che troppo spesso non utilizzano le strisce. Se ci sono le strisce pedonali è giusto prendere il codice della strada per quello che è giusto attraversare sulle strisce pedonali, e comunque insomma è giusto prendere dei provvedimenti, perché prima o dopo qualcosa capiterà. Addirittura sono transitate mamme con le carrozzine con i bambini, perché qui appunto c'è la strada pedonale che porta verso via Palazzo. Invece di fare il giro per le strisce pedonali attraversano in diagonale, ed è questo il pericolo costante. Pubblicità, restate con noi, tra poco torniamo a parlare di smog e dell'allerta che diventerà rossa in alcune aree della provincia. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di smog. Per 10 giorni consecutivi le polveri sottili hanno sforato il limite massimo consentito di 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Scatta quindi l'allerta rossa a Mirano. Il fine settimana appena trascorso non ha contribuito alla salubrità dell'aria. Le condizioni atmosferiche hanno infatti favorito l'accumulo degli inquinanti al suolo. Permane invece lo stato arancione
arancione nel comune di Venezia e San Donà di Piave. Almeno fino al mattino di domani le condizioni meteo resteranno invariate, quindi ancora favorevoli al ristagno delle polveri sottili. In seguito un'area di bassa pressione in arrivo da nord-ovest interesserà marginalmente il Veneto, con precipitazioni deboli che potrebbero essere d'aiuto per la qualità dell'aria, previsto anche del vento. Il direttore delle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia, Giorgio Gosetti, dà il benvenuto al nuovo presidente della Biennale, Roberto Ciccuto, e ringrazia quello uscente. Dal 10 febbraio aperte le iscrizioni per le giornate degli autori 2020. La notizia di Roberto Ciccuto come presidente della Biennale non può che fare felice le giornate degli autori e anche il sottoscritto. Intanto perché Roberto è veneziano, poi perché non è solo un uomo di cinema, è un grande conoscitore, appassionato d'arte, esperto di teatro, appassionato di musica, competente, grande manager. Anche il veneziano Giorgio Gosetti, direttore delle giornate degli autori alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, plaude alla nomina di Roberto Ciccuto a presidente della Biennale. Insieme a Andrea Purgatori, che è il nostro presidente, e a Roberto Barzanti, che è stato il fondatore e il presidente delle giornate nel 2004. Questa è l'occasione per dire grazie al presidente Baratta, grazie al direttore Andrea Del Mercato, perché in tanti anni, non sempre facili, di leale competizione con i vari direttori della Mostra del Cinema, non è mai mancata una lealtà e una fiducia da parte della Biennale, e Baratta è stato uno straordinario, grandissimo presidente. Le giornate degli autori torneranno anche quest'anno al Lido dal 2 al 12 settembre in occasione della 77esima Mostra del Cinema. Stiamo finendo di preparare il regolamento di quest'anno, abbiamo rinnovato la convenzione con la Biennale per 3 anni e dal 10 di febbraio apriamo le iscrizioni per i nuovi film delle giornate degli autori. Presto per raccontare ancora novità, cominceremo al Festival di Berlino a misurarci un po' tutti, ma non troppo presto per dire in bocca al lupo a tutta la Biennale, perché il successo della Mostra del Cinema è il successo di tutti. Un'occhiata alla nostra programmazione. Questa sera dopo i TG 20 e 10 ospiti in studio Gianangelo Boff, commissario della Lega di Treviso, e Gianluca Barone, vice coordinatore di Fratelli d'Italia a Treviso. E poi, come ogni lunedì, torna a partire dalle 21:15 Ring. Chi sfiderà Luca Zaia? Da oggi si accendono i riflettori sulla campagna elettorale per la Regione Veneto. La Lega lancia segnali agli alleati di governo, il Movimento 5 Stelle non decide e del centro-sinistra non trova l'accordo. Ne parleremo questa sera dalle 21:15 su Antenna 3. Ospiti in studio con Ferdinando Avarino, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega, Marco Carrai del Veneto che vogliamo, Elena La Rocca dei 5 Stelle, Giovanni Tonella del PD ed il giornalista Marco Bonet del Corriere del Veneto. Una finestra alle 22:30 sul coronavirus, poi con in studio ospite il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Benazzi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione e mitezza fuori stagione, ma stanno per irrompere correnti artiche che riporteranno le temperature un po' più in linea con il periodo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto, sulle pianure, nella prima metà di giornata il cielo sarà nuvoloso con locali nebbie e poi in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 14 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche piovasco al mattino, in cessazione con il passare delle ore, quando invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 13 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso, neve sui confini alpini anche a bassa quota.
Temperature minime intorno allo 0, massime tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.